Una volta a Napoli veniva chiamato sanguinaccio, questo cioccolato, doppio cioccolato, con sangue di maiale, mentre adesso non si fa più con sangue di maiale, è rimasto solo il nomignolo sanguinaccio come per abitudine, ma alla fine è un doppio cioccolato cotto con cacao amaro e cioccolato fondente sciolto. In questo video, come sempre, vi do delle chicche per fare un sanguinaccio velocemente, utilizzando magari un mini primer senza fare queste grandi lavorazioni e veloci. Ricordo di andare a vedere tutti i miei dolci di carnevale, adesso in alto compare il link, cliccate su questo link e vedrete indirizzati su tutti i miei dolci di carnevale. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi sostengono il mio canale facendo una donazione. Sotto alla descrizione insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo bellissimo canale. Adesso andiamo a fare questo bellissimo sanguinaccio. Allora, la ricetta per questo cioccolato di carnevale è una dose per circa 1 kg di prodotto finito. Abbiamo 500 ml di latte fresco o a lunga conservazione, 300 g di zucchero semolato, 100 g di cacao amaro, 20 g di amido di riso o altri, anche farina 00, 100 g di cioccolato fondente a pezzi, aroma vaniglia, liquida un cucchiaino oppure vanillina se volete, cannella se piace un pizzico in polvere oppure se l'avete liquida pochissime gocce, a gusto ovviamente personale. Gocce di cioccolato 60-70 grammi per la rifinitura e in tal caso la densità è troppo dura e lo sciroppo che servirà è fatto da 100 g di acqua calda e 50 g di zucchero semolato. Adesso saranno tutti gli ingredienti, vedete latte, lo zucchero semolato, abbiamo il cacao amaro in polvere, abbiamo l'amido di riso in polvere, potete sostituire con qualsiasi altro amido o addirittura farina 00 debole, scaglie di cioccolato fondente se avete anche degli scarti di cioccolato fondente, io ho usato pezzo di cioccolato fondente classico, gocce di cioccolato, gocce di cannella liquida e vaniglia liquida, estratto di vaniglia liquida, e andiamo per prima cosa a mettere lo zucchero nella pentola, ecco, amaro in polvere o altri amidi che avete usato, e iniziamo a girare. Io uso questa cucchiaia di legno ben spessa e dal fondo piatto, dal finale della pentola del cucchiaio è ben piatto, così posso raschiare il fondo dopo in cottura. Andiamo a mettere il latte man mano, vedete, perché dopo andremo a passare all'interno il mini primer, quindi siamo tranquilli che non abbiamo grumi nel sanguinaccio, che si presentano ovviamente giustamente, se non facendo la pastella quella dura e poi la andiamo a allungare con il latte. Vado a mettere il frullatore a immersione e distruggo, stare tranquillo, ecco, vedete, e accendo sotto la fiamma, passo a fiamma minima ovviamente, così siamo tranquilli che non si ha una cottura improvvisa e forte. In effetti tutta la cottura durerà sui 20-25 minuti e giriamo continuamente. Vediamo che già sul fondo sentiamo con il cucchiaio di legno che inizia a prendere cottura, la parte bassa ovviamente dove sta la fiamma, da sotto. Infatti alzo la cucchiaia di legno per farvi vedere, vedete, quando vado a girare si vede il fondo sotto, vedete, vuol dire che il composto è cotto. Vedete che si presenta qualche piccolo granellino, vado a spegnere ovviamente, vado a girare di tanto in tanto per il raffreddamento
e poi a un certo punto vado a inserire, metto prima la frusta, vedete sul fondo vi faccio vedere come è asciutto il composto, ecco, vado a girare continuamente e adesso a questo punto vado a mettere la frusta. Ovviamente il composto dopo 4-5 minuti si è assestato un poco, che possono sembrare grumi, ma in effetti sono pezzettini di sanguinaccio, diciamo, che si è cotto prima. Così vado a fare, vedete, si è sciolto tutto, praticamente come la crema pasticcera, è normale, e vado a inserire il cioccolato fondente a pezzi. Come vi dicevo, il cioccolato fondente, posso usare qualsiasi tipo di cioccolato fondente, anche i residui di qualcosa che avete come cioccolato va bene, perché non è che ci vuole un cioccolato, diciamo, particolarmente. È logico che se abbiamo un cioccolato di qualità comunque avremmo un cioccolato, un sanguinaccio con il sapore di qualità. Vedete, si è raffinato per bene tutto il sanguinaccio, guardate che spettacolo. Abbiamo un sanguinaccio liscio, lucido, guardate, siamo quasi sul raffreddamento completo, guardate che spettacolo. Vado a girare continuamente con la frusta al fine di raffinare il tutto, ancora a composto, diciamo, non raffreddato completamente, altrimenti non si tolgono più. Comunque abbiamo avuto un sanguinaccio perfettamente liscio e lo vado a mettere in una terrina di vetro per il raffreddamento completo. Vado a girare di tanto in tanto con un cucchiaio, ecco, vedete, io ho rischiato perché sono andato a prendere un po' una terrina troppo, vedete la fluidità del sanguinaccio, che bello. Sono andato a prendere una terrina troppo piccola, eccolo, guardate. Vado a girare di tanto in tanto per il completo raffreddamento e poi dopo vado a mettere in questo caso io uso un coperchio di plastica perché per non mettere la pellicola che si attacca completamente al sanguinaccio, vedete, vado a chiudere in questo modo fino al totale raffreddamento e poi lo passerò in frigorifero. Adesso il giorno dopo, qua si vede che è più anche più illuminata la scena. Vado a prendere il sanguinaccio ben raffreddato, girato e tutto quanto, guardate che spettacolo, vedete. Ovviamente come dico sempre, anche altre volte l'ho fatto e l'ho detto con la crema per i profiterol, la glassa per i profiterol, in tal caso dovrebbe risultare che il sanguinaccio sia troppo denso, meglio denso che troppo molle, si va ad aggiungere uno sciroppo con al 50% di zucchero, non c'è bisogno di cuocerlo sul fuoco, uno sciroppo tipo, per farvi capire, 100 grammi di acqua e 50 grammi di zucchero, cioè al 50%. Vedete, adesso vi faccio vedere se il sanguinaccio vi risulta troppo denso. Vado ad aggiungere questo sciroppo non necessariamente cotto sul fuoco, ma semplicemente 100 grammi di acqua, per esempio, e 50 grammi di zucchero, e lo aggiungete al sanguinaccio, vedete, a poco a densità, diciamo, desiderata del sanguinaccio. Se risulta troppo denso si può benissimamente, come vedete, il mio benissimamente è sacro, potete metterlo all'interno del sanguinaccio, vedete, e portate a densità desiderata. Parecchie persone mi hanno chiesto come mai, per esempio, mi è venuto troppo denso. In questo caso potete fare questo sciroppo, come vi dicevo, non necessariamente sul fuoco cotto,
un semplice sciroppo di acqua e zucchero al 50% di zucchero e ammorbidite sia la glassa per i profiterol sia il sanguinaccio in questo caso per portarlo a densità desiderata. Vedete? Con la dose indicata da me, con tutti gli ingredienti, non ci dovrebbero essere problemi di densità. In tal caso avete problemi di densità che sia troppo duro, meglio sempre duro, ve l'ho detto, c'è molto denso che troppo molle. Quando è troppo molle purtroppo non si può fare niente. Invece quando risulta più denso basta fare quello sciroppo di acqua e zucchero e si porta a morbidezza desiderata. Guardate che spettacolo, bello lucido, un sanguinaccio completamente liscio e molto saporito. Adesso andiamo a inserire a raffreddamento ovviamente completo, andiamo a inserire la cannella e andiamo a girare. Io ho utilizzato cannella liquida, gli aromi si utilizzano a freddo, cioè a sanguinaccio freddo, altrimenti se andiamo a mettere gli aromi a caldo evaporano, quindi non abbiamo quel gusto effettivo definitivo, diciamo così. E adesso andiamo a inserire anche le gocce di cioccolato, sempre a freddo ovviamente, se vi piacciono, altrimenti le potete anche non mettere. C'è chi mette anche i cubetti di zucca bianchi, ma personalmente, e andiamo a girare. Ovviamente le gocce le mettiamo a nostro piacimento a livello di quantità. Io ne ho messo proprio 2 e 2, giusto per avere una goccia di cioccolato, una tantum ogni volta che andremo a mangiare il nostro sanguinaccio. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, se avete qualche domanda da fare lasciatelo sotto nei commenti. Mi raccomando, sotto c'è il tasto condividi. Se vi è piaciuto questo video o altri miei video della mia pagina, condividetelo sulle vostre pagine dei vostri social. Ci vediamo alla prossima ricetta, un bacio a tutti!